perché sono stanco, perché sono malato, quindi il nostro presidente avete visto rientra in Sardegna, io non voglio fare qui, però quello che vediamo è rientrato in Sardegna, ha voluto per caso incontrare noi, non lo fatto, ha voluto incontrare gli operai, assolutamente, ha voluto incontrare quelli della scuola, no, è per riposarsi, perché la Sardegna non serve solo per quello, la Sardegna peraltro non esiste, si acquista va bene, quindi Presidente ragazzi andiamo avanti. Maledetto e ferocissimo Gianni Ganga. Ma chi è questo Mimmo? No, per favore. C'è la finale di Amici, sta forse vince Marco Carta, per favore, un secondo. Poi vediamo, un secondo. È più importante Marco Carta di Mimmo. Ma lei ci ha dato la sua disponibilità. Ma non vorrei veramente che sto ragazzo che dopo tanto. Mi sto commuovendo, forse ce la fa. Oh! Aiuto, Nick. Ma Mr. Gianni Ganga. No, ho vinto Marco Carta! Sono troppo felice. Bene. Ecco, adesso posso dedicarle un po' del mio preziosissimo tempo. Mi dica, quindi. Ti devo. Ma questo maledetto e ferocissimo Gianni Ganga, no. Questo Mimmo di Caterino, ma chi è? Mimmo di Caterino è un caso veramente losco di perdita totale della identità artistica. Probabilmente è un sistema artistico in piena entropia, in disordine artistico totale, quindi è in cerca di nuovi equilibri, fondamentalmente è in cerca di nuovi equilibri. Le ricerche fisiche di Mimmo hanno portato numerosissime segnalazioni, ma quello che sfugge è la sua identità artistica e credo che sia un caso praticamente irrisolvibile. Irrisolvibile. Nonostante lo staff abbia soldato Mr. Wolf, il più grande risolutore dei problemi della storia. Arrivano segnalazioni, sembra da Milano, su una ricerca che è andata a buon fine, che però riguarda la parte fisica di Mimmo, ma a noi ci interessa quella psichica. E quella psichica è in equilibrio instabile, ripeto. L'entropia ha raggiunto i livelli massimi ormai, non c'è più niente da fare. Nel frattempo, Marco festeggia. Sono felice anche per questo. È molto bello tutto ciò. Ma cosa me ne frega di Mimmo quando Marco Carta ha vinto le cose? Ma il problema è di Mimmo e di tutti noi? No, è un problema di tutti noi. Tutti noi siamo persi. Però ci sono quelli che non si cercano e quelli che si cercano, questa è la differenza. E Mimmo si sta cercando. E Mimmo lo sa questo? E Mimmo lo sa, sì, lo sa. Promotore inconsapevole di se stesso. È anche un modo, diciamo, per promuovere a modo suo la sua idea artistica, tutto sommato, che ripeto è in un pieno momento di entropia negativa, quindi il suo universo interiore è sconvolto, è scomposto in mille rivoli e sta cercando un senso al tutto e noi siamo qua per aiutarlo. E ci può essere in futuro la possibilità di un vostro incontro faccia a faccia?
Ma io direi che a questo punto lo riterrei quasi necessario, perché è l'unico modo per cercare di dare un inizio che dia un senso a qualcosa. Ecco, questo è assolutamente necessario, sì. Va bene, questo riferirò la ringrazio. Ma lei quindi può mettermi in contatto con Mimmo? Io ho dei contatti, sì, per farle avere qualcosa. Sono molto curioso, Grazie. Prego. Ciò che tutti abbiamo da lavorare, bisogna che, visto che il gruppo è rimasto farò e quelli sono stati, bisogna decidere chi deve rimanere, cioè chi deve tornare domani, quindi un gruppo, quindi deciderei chi, un gruppo torna domani, solo per rappresentare, per dire che ci siamo, perché quello è importante, dire che ci siamo, che noi non siamo stanchi, che la nostra lavoro va avanti, perché il nostro lavoro deve essere riqualificato. Quindi un gruppo decide di rimanere domani, di tornare domani, un altro gruppo dopodomani, quelli di un gruppo siamo disposti a tornare sabato, però con tranquillità, con serietà, perché è quello che dobbiamo fare, molto seriamente, ci devono prendere sul serio, non devono pensare che noi siamo qui per divertirci, perché quello magari stiamo pensando, noi siamo qui per lottare seriamente per i nostri qual è il gruppo che tornerà domani e quello che tornerà dopodomani. Ciao, Ciao, come va? tutto a posto? Tutto bene? Sì, tutto a posto. Scusa, posso farti una domanda? Di? Posso farti una piccola domanda, no? Insomma, molto tranquilla. Senti, tu hai mai sentito parlare di Domenico Mimmo di Caterino? Cioè, sai che fine ha fatto? Boh, chissà. Ci sei, non si ci provando a ste. Può darsi pure che stai in una galleria, ma una bamba, che fa scoppiare tutte queste che non vogliono niente. Può darsi pure che ci sei, ma che stai con la NASA, che stai con il KGB, non si sa quando stai. Però è un enigma, come tutte le enigme, ma l'arte di per sé è un enigma. Perché tu quando vedi sempre chi si racconta, che stanno i miliardi in Paladina, i Rotil, e sa tutti i cristiani che hanno i milioni, capì? Fanno sfere, fanno cose, vengono tutte cose che più schifosi del mondo. Poi alla fine, i cristiani che magari sapranno fare arte allo stato puro, non si capisce niente. In un caso in totale, allora poi tutti questi magagni, questi restucci, queste cose, ti fanno venire proprio un mal di capo, perché l'arte è una cosa incredibile, non si capisce niente di gallerie, è un bordello, è totalmente un bordello. Allora, quello che vuoi dire, che potesse pure che faccia buono, quando stai a ste, magari la mano una bamba, faccio un caso in totale e faccio tutte cose, ste riviste, arte, tutti sti gossip, sti cose, tutti sti galleristi, critici d'arte che non fanno niente, che descrivono cazzate su cazzate, non si capisce niente, sta tutte stra mega cazzate, stratosferiche, per alieni scesi sulla terra a dire un casino di tromonate incredibile. Allora, su queste cose ci te dici, ma non è che andò a finisce, è scomperso. Ciao, grazie. Ciao.